al segretario nazionale Pierluigi Bersani, e prima di iniziare diamo la parola per 3 testimonianze. Il primo è Cristiano Verriu, il presidente dell'ANCI Sardegna. Una testimonianza brevissima, intanto i saluti da parte delle centinaia e centinaia di amministratori locali che in questi giorni testimoniano il loro impegno anche attraverso un sostegno alla tua candidatura. Ho portato qua un ordine del giorno che i comuni sardi che sono entrati in sciopero, domani ci sarà una grande mobilitazione, come sai, come probabilmente Silvio ti ha detto, perché noi siamo fortemente preoccupati della situazione e vogliamo, come dire, onorare il giuramento che abbiamo fatto quando siamo stati eletti come sindaci di fronte alla Costituzione, sulla base dell'articolo 54 della Costituzione, dicendo che avremmo onorato appunto con onore e disciplina il nostro impegno di amministratori locali. E vogliamo farlo dicendo a voce alta che questo patto di stabilità, questi tagli lineari fortemente lesivi della nostra dignità di amministratori che si sono candidati per dare una risposta seria, reale, efficace alle nostre comunità, ci impediscono di farlo. Voglio dirti che ci sono decine e decine di amministratori che quotidianamente, quasi da volontari della politica, si impegnano con decisione, davvero con grande voglia di fare, e che si attendono delle risposte che questa regione non dà e che anche a livello nazionale tardano ad arrivare. Sono amministratori che lottano contro un sistema che non capiscono. Ci sono diversi sindaci della Sardegna che hanno metà del loro territorio sottoposto a servitù militari, quasi il 50% del loro territorio sottoposto a servitù militari, con una quantità abnorme di malattie, di leucemie che toccano tutti. Ci sono amministratori che lottano contro lo spopolamento dei propri comuni e del proprio territorio. Ci sono sindaci di città che lottano quotidianamente per dare servizi di qualità ai loro cittadini e non sempre ci riescono. Ci sono sindaci che marciano con i loro concittadini per il lavoro, penso al Sulcis, penso all'Ogliastra e penso al Sassarese, ma non solo. Ci sono sindaci che vorrebbero una continuità territoriale vera, che funzioni, che duri. Ci sono sindaci che sono quotidianamente impegnati per dare risposte. La gran parte di questi sindaci, di questi amministratori è qui con te, ti sostiene, ritiene che la tua serietà, la tua competenza, la tua capacità di dare risposte insieme con la gente, insieme con i cittadini, di fianco agli amministratori, di decidere in modo autonomo, non eterodiretto, sia un valore aggiunto per questo Paese. Riteniamo che insieme con te il futuro sia qualcosa che si può affrontare con fiducia, non qualcosa che ci viene incontro e che dobbiamo fronteggiare passivamente, ma qualcosa verso la quale noi muoviamo con fiducia, tenendoci per mano e sostenendo Pierluigi Bersani. Buonasera a tutti, sono appunto Pietro Azzeni, sono amministratore e fondatore di Decide, che è una società che opera nell'information technology. L'information technology è nel mondo uno dei settori più trainanti, basta pensare che tutti gli altri settori richiedono tecnologia, richiedono gestione dell'informazione, gestione della comunicazione. Noi come Decide puntiamo fortemente nell'information technology perché consente alla Sardegna di non avere barriere. Prima di dare la parola
al segretario Andrea Corino dell'Unione degli Universitari. Da questo palco, vi dico la verità, sono molto offeso oggi in questo intervento. Innanzitutto perché in questi giorni sono scesi in piazza centinaia di migliaia di ragazzi e anche il suo partito si è occupato soltanto di quegli scontri e invece di parlare in temi che portavamo in piazza, e noi in questo un po' ci risentiamo. Vorremmo che prendesse a cuore quello che diciamo che quando scendiamo in piazza, anche perché poi il paradosso è che portiamo molti dei temi che sono all'interno del suo programma elettorale, quelli che parlano alla sostenibilità, sia essa economica, che prevede di non lasciare nessuno indietro, sia essa sociale, sia essa di sviluppo, di crescita e soprattutto politico. Sostenibilità politica che non c'è per il secondo motivo per cui sono molto offeso oggi, che è quello della dichiarazione del Presidente Monti rilasciata a Kuwait, per cui non garantisce per il dopo Monti. Diciamo. Io da questa dichiarazione mi sento molto offeso come persona di centro-sinistra che alle primarie, perché credo che le mie idee e la mia idea politica, che spesso e volentieri, non sempre, spesso e volentieri vedo che nel suo partito possono darci una prospettiva di crescita vera, anzi più che di crescita di sviluppo, che però non è lo sviluppo che vediamo quando parliamo dei giovani solo come un'opportunità di natura elettorale, ma è lo sviluppo che per essere politicamente sostenibile, così come bisogna dare garanzie per il futuro post-Monti, bisogna dare garanzie anche al suo partito, dando una vera opportunità ai giovani di farne parte. Grazie. Un altro benvenuto e poi al segretario per parlare prima che prenda l'aereo, credo intorno alle 9. Grazie. Grazie a tutti, siete tanti, vi ringrazio della vostra presenza, del vostro calore e voglio dirvi come prima cosa che effettivamente queste primarie stanno funzionando, perché ci stanno davvero consentendo di risvegliare una grandissima partecipazione. Le abbiamo volute per questo, le abbiamo volute aperte, vere, per un motivo principale, e cioè per cercare di fare in modo che si aprisse una breccia almeno nel muro che si è creato fra politica e cittadini, fra istituzioni e cittadini. Io credo che questa cosa sia la cosa più importante, cioè cercare di fare in modo, lo facciamo adesso, dovremo farlo nei prossimi mesi, di far vedere che la politica sa tornare a parlare con i cittadini, sa guardare all'altezza degli occhi, si mette in gioco, rischia anche qualcosa, ma non sta chiusa nel palazzo. Ora, queste primarie stanno già funzionando, sono già un grande successo, ci stanno guardando in giro per il mondo. Io ieri l'altro ero in Puglia e ho incontrato un ministro australiano che era lì per questione dei trasporti e ha voluto incontrarmi per chiedermi delle primarie. E questo deve insegnarci che sì, è vero che Monti, lo dobbiamo riconoscere, ha portato nel mondo un volto di rigore, di credibilità del nostro paese. Ma io credo che se facciamo per bene le primarie, anche le primarie daranno un messaggio molto chiaro, molto vero della possibilità che il nostro Paese ha di ridare alla politica il suo ruolo e di trovare attraverso la partecipazione una strada che riesca a mantenere rigore e credibilità, mettendoci dentro però, fatemelo dire, un po' più di equità e un po' più di lavoro rispetto a quello che queste primarie si stanno svolgendo in un clima combattivo, ma comunque sereno. L'avete visto anche in televisione, non è che siamo quella cozzaglia di gente che si dà del martellato in testa, competiamo, ma siamo della stessa squadra, della stessa grande squadra,
E questo è giusto sottolinearlo e tenerlo fermo, perché noi non abbiamo bisogno di fuoco amico, non ci mancheranno gli avversari, noi avremo un'abbondanza di avversari, un'abbondanza. E il primo competitore, quello di cui dovremmo tener conto di più, sarà comunque e sempre questo elemento di disaffezione, di lontananza, di rabbia, di indignazione, e non dovremmo girare l'angolo, non dovremmo alzare le spalle davanti a questo. Dovremmo prendere la misura di questo enorme problema. E prendere le misure credo che vorrà dire la protesta, l'indignazione, la rabbia, lo scoramento hanno delle buone ragioni. Hanno delle buone ragioni. Ma da soli non bastano a risolvere il problema che abbiamo, che è il più grave dal dopoguerra ad oggi. Ci vuole un governo serio, un governo forte, e ci vuole un governo che capisca che anche il governo senza cambiamento non basterebbe. Quindi ci vuole un governo che abbia il coraggio del cambiamento, e dirò qualcosa a questo proposito su che cosa dobbiamo intendere per cambiamento. Ma questo sarà il primo nostro grande competitore. La sfiducia, quasi l'idea che non ce la si possa fare, che è un'idea sbagliata, perché ce la faremo in Italia e in Sardegna. L'altro competitore, l'altro avversario sarà la destra, no? Sarà la destra, perché c'è ancora. Adesso Berlusconi deve decidere se scendere in campo. Io sto dicendo che me lo figuro nello spogliatoio, che chiede: c'è ancora il campo? Manda fuori se c'è ancora il campo, perché se c'è un minimo di campo torna. E ce lo troviamo lì con la solita campagna elettorale, intendiamoci bene, quella che dice via le tasse, quella che dice comunisti, quelle robe lì. E che però possono, guardate, possono ancora far preso, soprattutto se ci si dimentica, perché la memoria a volte è corta, di dove ci hanno portato, perché loro ci hanno portato dove non dovevamo essere, in Italia e in Sardegna. Loro ci hanno portato dove non dovevamo essere. Io non sto dicendo che la crisi internazionale non c'è, che la crisi europea non c'è, queste crisi ci sono certamente, ma noi, l'Italia, non doveva essere su un punto così esposto. Qui non ho adesso modo e tempo di documentarlo, però fidiamoci sulla parola, avremo in campagna elettorale buoni argomenti su questo. C'era ragione che fossimo esposti così dal lato della finanza pubblica? No. C'era ragione che fossimo in una recessione così grave, che è la più grave dopo quella della Grecia, in Europa, d'Italia? No. C'era ragione che ci fosse un distacco così micidiale fra cittadini e politici? Via, no. Abbiamo passato degli anni con il Parlamento di Silipoti, con il Parlamento che votava che la ragazza era nipote di Mubarak. Questo abbiamo passato. Con un messaggio che era va tutto bene, la crisi è psicologica, stiamo meglio degli altri, consumatori consumanti, intanto i problemi si accumulavano finché siamo arrivati sull'orlo del precipizio. E io sono sicuro che alcuni di voi saranno stati l'anno scorso a Piazza San Giovanni, qualche giorno prima che se ne andasse Berlusconi, che prendessimo un'iniziativa parlamentare intelligente, ben congegnata, e quindi sono sicuro che voi condividete con me che più di ogni altro l'abbiamo mandato a casa noi Berlusconi, no? Perché qui sembra che sia avvenuta, l'abbiamo mandato a casa per il tempo, 15 giorni eravamo in Grecia, forse un paio di settimane erano in dubbio gli stipendi quel novembre. Abbiamo detto non vogliamo vincere sulle macerie di questo paese e abbiamo sostenuto questa fase di transizione. Ora, cominciamo a dire questo. Noi possiamo criticarlo, quello che fa Monti,
e dobbiamo anche. Loro devono star zitti almeno un giro, perché loro ci hanno portato fin qui. Loro devono star zitti almeno un giro. Noi abbiamo il diritto e dovere di dire la nostra, sia su quel che succede adesso, sia su quello che vorremmo fare. E a proposito di monti, è vero, io lo dico sempre che mi fanno il tasso di montismo tutti i giorni, no? Mettono il montimetro i giornalisti tutte le mattine, ma monti. Noi siamo fermi a quel che dicemmo allora, che era la parola lealtà. Lealtà vuol dire non aspettarti scherzi, lealtà vuol dire noi ragioniamo con la nostra testa, diciamo quel che va e che non va, cerchiamo di modificare le cose che non ci piacciono e diciamo anche quel che faremo di diverso. E non c'è dubbio che diversi passaggi sono cose a cui dovremo rimettere mano, perché non sono andate, non vanno come dovrebbero. Parliamo un attimo di enti locali. Sappiamo tutti, i sindaci sanno benissimo che questo non è il momento del Bengodi. Lo sanno loro come Monti, come i ministri, come tutti. Dopodiché un conto è se consideri un impaccio il sistema delle autonomie. Un conto è se lo consideri un collaboratore per la medicina, non un elemento della malattia. Noi abbiamo due problemi adesso: fare un po' di investimenti per fronteggiare la recessione e affrontare il disagio sociale che diventa acuto in momento di recessione. E forse non l'abbiamo presa del tutto bene questa cosa qui, anzi senza forse. Solo gli enti locali riescono a fare investimenti che partono in 6 mesi per dare un po' di lavoro. Solo gli enti locali possono attrezzare uno sportello sociale per incontrare il bisogno che si diversifica nella crisi, che non sa dove sbattere la testa. Bisogna farsi dare una mano e anche vedere dove sono le priorità. Insomma, non c'è un economista talmente liberista che non riconosca che in un momento di recessione devi spendere qualcosa in più sul fronte sociale. Noi al tempo di Prodi non c'era la recessione, avevamo sul fondo sociale 2,5 miliardi. Con la recessione, eredità Berlusconi, ci siamo trovati 120 milioni, con dei problemi molto seri. Io lo so che con una delegazione di malati di SLA, un vostro concittadino, Salvatore Usar, si prepara a andare a portare le sue ragioni a Roma. Io voglio dirvi da qui questo: alla Camera siamo riusciti a mettere sul fondo sociale 200 milioni di euro con scritto esplicitamente un'autosufficienza comprensiva dei malati di SLA. La difenderemo questa norma al Senato, cercheremo di renderla più esplicita. Ecco, io invito da qui Salvatore Usar a contenere la sua protesta, la sua dimostrazione in limiti che non siano estremi. Perché noi non abbandoneremo questo tema. E ci sono altre cose che non riteniamo chiuse. Per noi la riforma delle pensioni non può considerarsi chiusa finché non avremo risolto la questione degli ospedali. E così quando si parla di scuola non ci piace che ogni 6 mesi venga fuori uno schiaffone generico alla scuola o all'università. Non perché diciamo, ripeto, che c'è la patriarca Masile dei Godi, ma noi avremo bisogno di più scuola, più ricerca, più università, non meno. Dobbiamo vedere come possiamo fare. E guardate, non solo perché ci
ci danno la famosa competitività, la conoscenza e competitività, ma per motivi più profondi anche, perché ormai sulle nuove generazioni c'è un bombardamento di informazione micidiale, ma l'informazione non è conoscenza, la conoscenza ha bisogno di scaffali dove mette l'informazione e c'è solo l'insegnante che è attrezzato a mettere quegli scaffali. Sta diventando un mestiere molto difficile, va trattato un po' meglio che non a schiaffone. E voglio dire, sull'università non è giusto, magari sui media è apparso questo, noi ci siamo occupati solo, diciamo, dal lato incidenti della manifestazione. No, io penso, l'ho detto e lo ripeto, e siamo riusciti a intervenire anche qui alla Camera, seppur limitatamente, con una cinquantina di milioni, che per esempio il tema del diritto allo studio è un tema cruciale per un semplice motivo: siamo già indietro a tutti i paesi europei per diplomati e laureati. L'anno scorso ci sono state 17.000 iscrizioni in meno all'università. Perché? Perché i giovani non colgono le opportunità? No, perché non hanno i soldi per stare lì e poi per aspettare, perché poi dopo la laurea hanno detto che hai il lavoro e così via dicendo. Questo non va bene, non può essere tornato l'elemento di classismo dentro la formazione, non è accettabile. E bisogna che ci diciamo, poi si fa quello che si può, però uno che vuole studiare e non può studiare viene ferito nella sua dignità di persona umana. Poi si fa come si può, ma questo è la verità. E mi fermo qui nel fare le cose, e dopodiché dobbiamo guardare avanti, no? Dobbiamo dire, beh, adesso si fate fare le elezioni, però, se consentite, Finanza Internazionale, Moody's, Standard & Poor's e compagnia cantante. Perché qui è sembrato nei mesi scorsi che noi siamo un paese che non può neanche fare le elezioni. Dice perché il giorno dopo, no, il giorno dopo, basta votare bene e il giorno dopo si approva. Come in tutti i paesi. Basta votare bene e basta non avere una legge elettorale con troppo dentro. No, perché adesso noi siamo partiti alla legge elettorale che hanno fatto gli altri, come sapete, con un colpo di mano all'ultimo momento, il Porcello, che, diciamo così, è di un maggioritario, non so come dire, stratosferico, sesquipedale, perché uno in teoria col 5%, basta che gli altri abbiano il 4, il 3, l'1, può avere il 55% dei seggi, elegge il Presidente della Repubblica. Quelli che hanno fatto quella legge lì, adesso ragazzi sono diventati avali, gli fa un problemino, qualche punto di incoraggiamento, di governabilità, improvvisamente, hanno cambiato idea, chissà perché. Allora, noi siamo bravi, siamo buoni, poi siamo ancora buoni e poi siamo buoni un'altra volta. Perché noi siamo per il doppio turno di collegio, la nostra legge l'abbiamo presentata, è quella lì. Appena tocca a noi, se c'è la maggioranza, facciamo una legge elettorale col doppio turno di collegio. Dopodiché, siccome il Parlamento è ancora quello della nipote di Mubarak e non vogliono il doppio turno, abbiamo detto ok, guardiamo quanto si può fare, abbiamo visto cose compromesso, dopodiché c'è la soglia però. E la soglia è che quella sera lì il mondo deve capire che si può governare questo paese, se no ci arriva lo tsunami. E quindi quando diciamo al primo e primi che arriva quel tanto di premio di governabilità che consente non maggioranza sufficiente, ma di avere un azionista di riferimento per formare un governo in Parlamento. E quando diciamo il cittadino sceglie il suo parlamentare, noi preferiamo il collegio, perché lo guardi in faccia, deve rimanere lì, eccetera, eccetera. Dice vogliono fare le preferenze, se c'è una maggioranza ci preoccuperemo che ci siano dei meccanismi dal punto di vista della trasparenza e del finanziamento ben più rigidi di quelli di adesso. Poi abbiamo detto metà uomini e metà donne nelle candidature.
Poi abbiamo detto una norma anti-silipotti, che uno non possa farsi dei gruppi parlamentari dalla sera alla mattina con delle transumanze. Può fare un gruppo solo che si presenta alle elezioni. Allora chiedo, queste 4 cose qui sono per il PD? Sono per l'Italia, no? Allora si smette di dire i partiti non fanno la riforma elettorale, si dica di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di trasparenza, stiamo parlando di governabilità, stiamo parlando di parità di genere e stiamo parlando di norme antisilicono. Sono per il PD o per l'Italia? Allora, come abbiamo detto prima di tutto l'Italia, che potevamo forse andare a votare col porcello e cavarci anche un gusto un anno fa, adesso diciamo prima di tutto l'Italia e oltre un certo limite noi non ci arriviamo. Facciano quello che vogliono. Dopodiché andando per quella strada c'è da dire cosa diremo agli italiani al movimento il programma. Non sto a farvi adesso il programma, quando ci dicono, mi dicono dov'è il programma, io gli dico fai venire il camion che te ne carico una quintalata, perché noi siamo dei programmisti che programma su tutto. Il punto è dove attacchiamo il programma. Qual è il senso della legislatura? Qual è il senso della legislatura? Nuovo. Io attacco questo senso a 2 parole: moralità e lavoro. Queste sono le 2 parole, secondo me, per la prossima legislatura. Prima di tutto moralità, perché se no non arrivi neanche a fare qualcosa di serio, di credibile. Per il lavoro, se non si crea un minimo di fiducia tra politica, istituzioni, cittadini. E quindi una lenzuolata da organizzare sui temi della riforma istituzionale delle autonomie, non a pezzi e bocconi come si sta facendo, ma in modo organico, con uno strumento di rango costituzionale che stavolta obbligatoriamente consegna merce, perché la prossima legislatura non può passare senza riforme. Sto parlando del Parlamento, Camera e Senato, numeri parlamentari, il sistema degli enti locali, pubblica amministrazione e così via. Sto parlando di legge sui partiti, non ho mai voluto la legge sui partiti, perché non vogliono i partiti, perché vogliono gli imperatori, con i loro feudatari. Bisogna farlo. Non si fa la perfezione in un partito solo. Fatemi togliere questo sassolino dalla scarpa, che il primo anno e mezzo che ho fatto il segretario, poi un po' abbiamo migliorato, ma sempre a parlare di noi per perfezionare. Sono d'accordo, il PD deve essere il miglior partito, tanto non ce n'è altri, si fa presto, no? Però non è che se noi fossimo anche perfetti e poi il governo e il potere se lo prende uno che comanda da Arcore o comanda da un tabernacolo, l'Italia va meglio. Ci vogliono regole di sistema e i partiti, come leggi i tuoi organi, qual è la trasparenza, qual è il codice etico, come c'è l'accesso alle candidature, come fai con i finanziamenti, per tutti. Legge sui partiti, sobrietà della politica e costi, legge anticorruzione, non basta perché abbiamo fatto, vorremmo fare il falso in bilancio come reato, e in questa un insieme di diritti per le persone. Poi Salvador Dalì, io ho detto 1000 volte, lo ripeto, per me la prima cosa che vorrei fare se fossi lì è risolvere questo tema. Un ragazzo, figlio di immigrati, che studia qui, che studia con i nostri, che sta assieme, è un italiano. E guardiamo avanti come paese, non indietro. E i diritti sul luogo di lavoro, partecipazione dei lavoratori alle decisioni fondamentali. Io non faccio sindacalista, io non voglio farlo. Qualcuno provveda di sindacati, se no provvede la legge, però facciamo le primarie per tutto. Bisogna che anche i lavoratori, quando c'è una decisione rilevante che riguarda la contrattazione del settore, abbiano un modo condiviso di esercitare una pratica democratica. Ho detto la parità di genere, ricordiamoci il 25 quando votiamo, è il giorno della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ho iniziato la violenza domestica e a metà 137 omicidi in ambito familiare, domestico e amicale
Cioè, mi sembra una cosa piuttosto seria, alla quale mettere mano. Diritti, insomma. E quindi nell'insieme una risposta civica. Regole, sobrietà, riforme, diritti, per riprendere, dare una scossa, un po' di credibilità, di cambiamento. E permetterti quindi a questo punto di affrontare gli altri problemi concreti. Li ho messo sotto un titolo, lavoro, detto qui in Sardegna. Credo che la cosa si capisca per tutto ormai, per amor di Dio. Ma qui si capisce, il 50% di disoccupazione giovanile è il problema. E quindi noi dobbiamo vedere tutte quante le politiche, fare in modo che rispondano a questa domanda: servono per dare lavoro o no? Tutte. Cominciando naturalmente da quelle europee, perché lì bisogna prenderla da lì. Adesso stiamo organizzando la piattaforma dei progressisti, ce l'abbiamo, ci stanno a poco convincendo perfino da un pezzo delle destre europee, che così non si va avanti. Non si va avanti perché tutti siamo sullo stesso treno. Chi è sul vagone di lusso come la Germania, chi è sul carro bestiame come la Grecia, ma c'è un treno sui binari che va verso il meno, verso l'indebolimento della crescita, verso la recessione, per tutta Europa. Il continente più forte del mondo, che è diventato un problema per il mondo. Perché? Ma perché con la globalizzazione dopo l'euro la destra ha vinto dappertutto con una ricetta disastrosa che è: in economia comanda il mercato finanziario, c'è sempre ragione lui. In politica io ti prometto di difenderti egoisticamente da quello che ne arriva. Sei il paese più forte perché devi dare un euro a quello più debole. Sei una regione più forte perché devi dare un euro più debole. Sei una categoria protetta perché devi pensare agli altri. Sei un bianco perché non devi prendere a calcio un nero. Questo meccanismo che abbiamo cominciato noi in Italia tra nord e sud di questo paese, quando è arrivato il leghismo e il berlusconismo, ha fatto passare l'idea che se tagliavamo i soldi a Napoli, Varese andava con uno Sputnik. E invece Varese là, ma è logico, perché siamo un paese, una circolazione del sangue unica, e così l'Europa. Bisogna ribaltare quel concetto e quindi dire: ok, controlliamoci di più, stringiamoci, facciamo partire il progetto degli Stati Uniti d'Europa a partire dalla zona euro, e intanto facciamo qualche politica per il lavoro, l'occupazione, a cominciare dalla tassa sulle transazioni finanziarie, che la finanza paghi un po', e chiudiamo i paradisi fiscali, perché la richiesta scappa e si resta alla povertà, e facciamo qualcosa per il lavoro. E facciamolo anche qui in Italia, orientando tutte le politiche. Ho detto quelle fiscali, ho detto le politiche industriali, cioè sospingere quello che sappiamo fare verso delle frontiere tecnologiche, l'agenda digitale, l'efficienza energetica, l'ambiente, le tecnologie del Made in Italy, l'internazionalizzazione. Cerchiamo di far partire un po' di investimenti. Quelli pubblici, ho detto, farei i comuni, poi farei la banda larga in questo paese, farei un po' di piccole opere e poi farei un grande progetto in questo paese, che è la banda larga secondo me. E poi muoviamo un po' di risparmio privato verso gli investimenti. L'unica cosa che ha funzionato è stata la ristrutturazione della casa a fine ambientale, alla fine, ha dato un po' di lavoro in giro in questi anni. Meccanismi di questo genere. E poi francamente attrezziamoci per dei tavoli territoriali, perché l'economia italiana ha anche un circuito che è fatto di territorio, e qui siamo alla Sardegna. È chiaro che io conosco abbastanza, anzi più che abbastanza, la conosco la situazione, capisco il dramma che si sta vivendo dal punto di vista della semplificazione industriale, so che ci sono qui ragazzi di Energy, so che là fuori c'è la gente del Sulcis. Io sono sempre per parlare con i lavoratori, con tutti, me non avrà mai detto che non parlo con i lavoratori, tranne quelli che dicono Bersani traditore, perché io traditore non mi sento. E quindi ho detto questo, poi
ci aggiungo naturalmente un sacco di problemi e di potenzialità che ci sono. Questa cosa della continuità territoriale, l'abbiamo sempre in un certo modo, e in questi anni è andato indietro, mi sembra di fare il gioco dell'opera. Bisogna riprendere questo grandissimo tema. C'è un problema di risorse agricole da valorizzare, rafforzando la filiera, mettendo in valore le produzioni che ci sono qui. C'è il grande tema energetico che merita di essere affrontato con qualche idea nuova, con un po' di piglio. Insomma, c'è il tema delle servitù militari, ci sono temi nazionali, bisogna mettersi al tavolo assieme con le autonomie locali. Quindi io dico, per farla breve, c'è l'esigenza anche di organizzare la risposta per il lavoro e per l'economia, vedendo come fra governo centrale e grandi aree territoriali, aree regionali significative, si mettono in moto gli elementi che possono incoraggiare la difesa di quel che hai e anche l'innovazione. Non c'è dubbio che qua, per esempio, per le vostre zone c'è un bacino di cultura sul lavoro tecnologico, orientato alle tecnologie, che è molto importante. È una risorsa non solo per la regione, è una risorsa per il paese. Credo che quando si parla di cercare investimenti qui per valorizzare, per esempio, in chiave turistica, io non riesco a non immaginare un futuro se si riesce a coniugare questo tema della fruizione di questa bellissima regione con i grandi temi culturali, ambientali, delle nuove sensibilità che ci sono in giro. Si possono inventare delle cose, si possono sostenere con linee di investimento ben orientate, ci vogliono dei tavoli di confronto nei quali si è da pari a pari, si è interlocutori seri, dove uno non è sopra l'altro, dove ci si dà una mano, come diceva il sindaco poco fa. Sono molto d'accordo. È una questione così, ci si responsabilizza tutti. L'autonomia è questo. Attenzione, non cadiamo in quest'idea che è la risposta speculare all'isolamento dei più forti, di far correre delle idee isolazioniste, indipendentiste, di rottura. Se da solo non si salva nessuno, non si salva neanche la Germania da solo, se ne accorgerà. Figuriamoci nelle dimensioni regionali, eccetera. Bisogna che l'autonomia sia un fatto positivo, costruttivo, e che si metta a confronto da pari a pari con le altre dimensioni di governo, ma in un rapporto di cooperazione molto stretto. E infine, perché devo chiudere qui perché appunto domani mattina sarò rotto, volevo dirvi una cosa che riguarda questo tema delle primarie. Io vorrei che da questa bellissima campagna che facciamo venisse fuori non solo il candidato, e io ho detto più volte sono moderatamente personiano, perché io prima di tutto sono segretario del PD e di un PD che adesso ha la responsabilità di dare una mano a organizzare il grande campo dei progressisti, che è il fratello maggiore di un'area più vasta. Dobbiamo sentire questa responsabilità. E quindi dobbiamo chiarirci su cosa dobbiamo dire agli italiani il giorno dopo. Chiariamoci questo. Io non intendo pensare che gli italiani vogliono sentirsi dire questa discussione giovani e vecchi e cose mezze età, eccetera. Essendo evidente che il nostro paese ha un blocco sui giovani, ha un blocco, è sul lavoro, è nella politica, è nell'università, dove volete. Ma questo non vuol dire prendere a calcio le esperienze, vuol dire un'altra cosa, vuol dire, primo, che la ruota deve girare, secondo, che le esperienze devono dare una mano a far girare la ruota. Un altro problema ben più serio. Siamo convinti o no che le prossime elezioni non devono decidere solo di un partito o di un governo? Noi dobbiamo decidere sulla nostra capacità di costruire un'alternativa di sistema agli ultimi 20 anni. Perché non possiamo dire Berlusconi a poco non c'è più, beh allora non facciamo i conti con questa cosa. Andiamo a vedere cosa c'ha la Sciampi in giro, sì o no? Per sradicarlo via. Perché la cosa è cominciata caduta del muro di Berlino. All'est festeggiano per la libertà, in Germania festeggiano per l'unificazione, noi ci troviamo Tangentopoli. Discredito della politica. Arriva lui,
e dice: io la politica non so cosa sia, non l'ho mai vista, non conosco nessun politico. Complimenti, così, a bel fisico. Nome sul simbolo, io, nome sul simbolo in tutti i comuni d'Italia. Io sono il re, poi c'è gli emissari, Marzano, Rassore e Ramassino, in tutta Italia. Segli azzurri alle spalle, lavagna di destra per tirarci su 2 righe, suonare il piccolo e il popolo di andare. Sto meccanismo qui, che lo chiamiamo personalistico, demagogico, plebiscitario, populista, quel che volete, chiamatelo come volete, è diventato contagioso. No, so se noi siamo gli ultimi, siamo al partito. Io 3 anni fa, quando ho detto non metterò mai il mio nome sul simbolo, non ho detto perché ero timido, l'ho detto perché facevo il film avanti. Perché quel meccanismo lì, è di questo che non siamo consapevoli, ci ha talmente ubriacato che non ci siamo resi conto che è stato quello l'elemento distruttivo, non Berlusconi. Il meccanismo berlusconiano è stato distruttivo, perché quando è così e a quello lì che comanda quel partito, quel governo, eccetera, gli viene anche un raffreddore. Oh ragazzi, prima di tirarlo via devi proprio arrivare allo stremo, perché via lui non sai come fare. Perché era già un bel po' d'anni che lui non funzionava più neanche per quelli che l'avevano sostenuto. Establishment nazionale, Forza Italia, PDL e compagnia cantante. Ma come fai a tirarlo via? E così lui, e così Bossi, e fate tutto in fila. Anche un sistema va contro un muro così. Cioè, diceva Amartya Sen, dice che la democrazia aiuta l'economia e la società perché ti permette di correggere in tempo gli errori. Quel meccanismo non ti permette di correggere in tempo gli errori. Adesso arriva un altro dal tabernacolo della rete, che io sono, per dire ai giovani del 5 Stelle, sono qua a discutere con voi, se parliamo di solidarietà della politica, se parliamo di rete, se parliamo di contatto diretto con i cittadini, ci calzate, benissimo, discutiamo. Ma se mi viene a dire che c'è tutta una protesta fuori dall'euro, non paghiamo i debiti, e poi mi viene anche a dire che c'è uno che comanda da là in fondo e non risponde mai a una domanda, perché non risponde, e che quando fa le candidature dice decido io, sono quelli che si sono candidati nei comuni ma non sono stati eletti, però prima c'avevo il timbro che gli ho dato io dico, lei mi fa un baffo, perché non sarebbe mai arrivato a questa cosa. Allora, io chiudo su questo. Noi dobbiamo convincere il Paese a diventare una democrazia, con una democrazia rappresentativa riformata, saldamente costituzionale, riformata, e dobbiamo, in nome di questa scelta, cambiare messaggio, cambiare comunicazione. Io non sottovaluto la comunicazione, come qualcuno ritiene, ho la polemica verso la comunicazione che abbiamo visto fin qui. La comunicazione che è la fabbrica delle illusioni, la semplificazione, il miracolo, la favola, eccetera, eccetera. No, io l'ho già detto, se tocca a me, io mi rivolgo agli italiani con un altro registro e vi dico, cari italiani, io non vorrò piacervi, io vorrò essere creduto, perché cercherò di dirvi le cose come sono, e assieme, con verità e semplicità, ne verremo fuori, con uno sforzo comune dove chi ha di più deve accettare di dare di più.